la Dunata Alpini porta anche personaggi strani, cioè c'è la Dunata di persone per bene e c'è la Dunata di mascalzoni, delinquenti e criminali. Non sono alpini, anche se magari calzano in testa il cappello per mimetizzarsi, ma l'idioma, si capisce, non è né della Tridentina né è un idioma che esce dai non confini italiani. Diffidate di queste persone, diffidate, e non lo dico io, ma lo dice Raffaele Padrone, segretario generale UGL Polizia Friuli Venezia Giulia. Sì, proprio così, direttore, ne parlavamo adesso fuori onda. Purtroppo dietro a questi alpini, dietro a questi amici, dietro a questa gente allegra si nascondono anche questi individui, purtroppo, che niente hanno a che fare con gli alpini, niente a che fare neanche con la nazionalità italiana. Già abbiamo avuto un episodio, grazie alla collaborazione di un cittadino siamo riusciti a intervenire prima che questi compissero qualche atto, perché vedete, si vestono, io lo dico, si vestono da alpini. Allora, no, siccome non è avere il cappello in testa che significa essere alpini, direi proprio di avere più a che fare oggi con questo sistema. Si mettono un cappello in testa e passano per le città, vi chiederanno l'elemosina. Attenzione, attenzione, perché anche ieri l'ha detto lei, direttore, noi siamo in piazza, siamo con chiaramente molti più uomini del solito, sono state potenziate le macchine, è stato potenziato un sistema di sicurezza che chiaramente questo protocollo prevede, però non riusciamo chiaramente a essere presenti ovunque. Allora, attenzione, mentre noi siamo in città, questi possono camminare per le vie limitrofi della città, quindi anche il fatto di stare molto fuori di casa porta sicuramente questa preoccupazione, questo problema. Ripeto, mai come adesso dovremo essere collaborativi, e quindi i cittadini che osservano, che vedono movimenti strani anche di persone che portano cappelli in testa o che chiamateci, perché ieri è risultato questo fatto, grazie all'intervento del cittadino, 4 persone straniere che niente hanno a che vedere, ripeto, con gli alpini, stavano tentando dei furti nelle abitazioni. Purtroppo la festa comporta l'arrivo di 300-400 mila persone, è vero, ci saranno dei disguidi, ci saranno dei problemi sul traffico, ieri il dirigente della stradale l'ha spiegato, però per 2 giorni, 1 giorno e mezzo forse possiamo anche vivere questa cosa, ecco, direttore, io dico solo attenzione, perché poi dobbiamo piangere dietro questa festa. Raffaele Padrone, grazie. Grazie a voi. Mia mamma